l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo, uniti avanti andiamo, volano valle per vincere. Nome dell'onore, della gloria e della sconfitta, il volano è il nostro amore, la nostra storia, la nostra vita. Siamo con te, volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è.
una trasferta a Milano, dovevamo andare in trasferta a Capiate, ma a causa di un inconveniente all'impianto sportivo di Capiate abbiamo fatto un'inversione di campo e oggi giocheremo all'Arena Biancorossa. Quarta giornata, la Rotoplas ci arriva con il punteggio pieno, 3 vittorie su 3. Capiate invece, con tutta l'esperienza, vuole cercare di ribaltare la tendenza delle ultime 3 giornate. Dopo aver iniziato ottimamente nella prima giornata, ha fatto 2 risultati non positivi, quindi vediamo adesso quale sarà la partita odierna. Sicuramente per la Rotoplas un banco di prova molto importante. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli, siamo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, quarta giornata del campionato di Serie B1 Girone A, che vede a confronto la Rotoplas Volano Volley e la Clerici Auto Capiate. Allora, come detto, la Rotoplas è uscita con dalle 3 giornate con 3 vittorie su 3, 9 punti disponibili, 9 punti conquistati, quindi un ottimo trend positivo. Una Rotoplas che non partiva così bene in questa terza categoria, credo da sempre, anzi penso che una partenza con ben 9 punti su 9 non si era mai vista neanche nella seconda stagione 2019-2020. Comunque controlleremo poi le statistiche, ma se non erro dovrebbe essere così. Allora, saluto i miei compagni di viaggio, Andrea Zeni, che tra poco si accomoderà al suo posto come scoutman. La nostra regista anche oggi è Silvia Briani. Saluto anche Alan Berlofer, un altro responsabile streaming che ci fornisce l'attrezzatura per questa diretta. E come detto nell'introduzione, la Clerici Auto Capiate è una squadra molto esperta, ci sono giocatrici molto veterane, per esempio Sara Gotti, opposta 92, Martina Bordignon, schiacciatrice 94, scusate, Stefania Colombo 1990 e anche Erika Ghezzi 95, Alessia della Canonica 96, quindi sicuramente un sestetto quasi completo di veterani. La nostra più veterana è la Alla Bortoli, che è del 96, quindi fa capire quante ragazze ci sono ovviamente esperti in questa squadra. Le squadre allora hanno lasciato il terreno di gioco. Gli arbitri dell'incontro sono il signor Francesco Mischi, il primo, e la seconda la signora Chiara Rittardo, entrambe della sezione di Verona. E tra poco dovrebbe essere qui pronte, dovremmo esserci quasi. Ecco che si stanno preparando le due ragazze, le due squadre. Maglia rossa con ginocchiere rosa e bianche per la nostra formazione, divisa bianca invece con pantaloni rossi e ginocchiere bianche per il nostro libero. Per la formazione invece ospite, maglietta blu navy con ginocchiere bianche, invece quella del libero ha la maglia bianca e il capitano mi sembra addirittura una maglia rossa. La novità, penso, il capitano con la maglia diversa. Novità incredibile, non l'avevo mai notato questo. Eccole che entrano in campo le due formazioni. Parola allo speaker. Il nostro motto è senza una violenza. Il nostro capitano Jessica De Mari, ultima capitano della Clerici Auto di Capiate, Stefania Colombo, una vita dedicata. Grazie. E benvenuti dall'Arena Biancorossa, da sempre a casa del Volano Volley. Quarta giornata del campionato nazionale Serie B1 Girone A. L'incontro che era tra la Rotoplas Volano Volley e la Clerici Auto di Capiate Como. Abbiamo l'incontro del primo anno, sono Francesco Mischi di Verona. Secondo la popolazione Chiara Rittardo di Verona. Tra poco lo Stadio
Allora, presentate la giornata odierna. Ovviamente l'augurio da parte nostra è che possiamo continuare il trend positivo. Giustamente comunque quest'oggi è il primo vero banco di prova ufficialmente, dopo aver affrontato Volley Parella Torino, l'Argentario, Atletico Energia Argentario e poi per ultimo il Club Italia. Sulla carta questa sarà una partita molto più difficile rispetto alle prime tre, però allora io intanto vedo di tenermi pronti comunque il tabellino dei risultati sugli altri cambi, perché giustamente giocando alle 8:30 possiamo allora adesso vi spiego. Sara Gotti, numero 2 Martina Bordignoni, numero 3 Alessandra Naghi, numero 7 Martina Casalotti, numero 12 Giulia Crespi, numero 19 Fiorella Pizzotto, titolo bellissimo, adesso della nota. Primo allenatore è stato Gilles Reali, secondo allenatore è stata Chiara Bussani. E adesso la Rotoplat. E ora passiamo ai minuti, sulla posizione dai cosa. La Rotoplat, l'allenatore in campo per candidato, Jessica Delante. Numero 9, Lisa Giugova. La formazione tipo della Rotoplat è rimasta quella che abbiamo visto nelle ultime 3 giornate, quindi Romano, De Val nel ruolo di centrali, Petrusiello opposto, Lala Bortoli, il nostro palleggiatore libero Monaco, le schiacciatrici Giugovas e Ferrari. Il primo servizio sarà affidato alla Clerici Martina Bordi al servizio. E allora, signore e signori, allacciate le cinture, mettetevi comodi sul vostro divano o sulla vostra sedia se siete davanti al vostro PC e buon divertimento a voi. Primo servizio battuto adesso, inizia la partita, riceve Monaco per lo Bortoli, centro Giugovaz, attacca Giugovaz e il primo punto è di Linda Giugovaz. Linda Giugovaz firma il primo punto della partita. 1-0 Rotoplat. Intanto che c'è il servizio che dovrebbe battersi tra un attimino da parte della Rotoplat con Carlotta Petruzzi, scusate, con Giudita Romano, scusate, quindi non c'è il centrale, quindi ok, riceve Bordignon, Portelunga De Val ci prova, però Della Canonica evita. De Val Mura salva ancora Della Canonica.
Prova attacco, ancora De Val, muro vincente. Monster. 2-0 Rotoblat. Udita Romano al servizio. Ottiene ancora Bordignon, della Canonica, alta per Crespi, che trova l'attacco ma De Val in difesa. Carli! 3-0 Carlotta Petruzziello. Ottimo inizio delle biancorosse che mettono sul 3-0. Giudita Romano al servizio. Battuto. Ace! Subito gli sponsor. Uomo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. 4-0 il punteggio nel corso del primo set. Ultimazione statunitense di Giudita Romano. Servizio Wikipedia questa volta in rete. Primo punto quindi firmato anche dal Clerici Auto Cabbiate. Fiorella Bizzotto al servizio. Bizzotto, servizio battuto. Out. Quinto punto per la Rotoblat, un errore a testa nelle ultime due azioni. Carlotta Petruzziello al servizio delle biancorosse. Carlotta Petruzziello al servizio, ricevuto Crespi. Attacca Crespi, Monaco al free ball concessa da Petruzziello. Bordignon, poi tentativo d'attacco murato da Camilla Ferrari. Monster. 6-1 quindi il muro vincente di Camilla Ferrari. Forse lunga De Val, non ce la fa a metterla dall'altra parte. 6-2. Martina Casarotti al servizio ora per le Blu Navy di Cabbiate. Battuto. Riceve Giugovas. Bortoli alza. Ferrari attacca. Difesa della Canonica. Pallonetto tentato da Bordignon, ma c'è la difesa della Rotoblas. Attacca Carli Murata da Alexandra Nagy. Alessandra Nagy firma il terzo punto su questo attacco murato. Martina Casarotti ora al servizio, ancora lei. Battuto, riceve Ferrari, forse un po' lunga, fa la resta nella metà campo di Cabbiate della Canonica in free ball verso Giugova. Bortoli, pallonetto vincente. Jessica De Val. Camilla Ferrari al servizio. Ha ricevuto Crespi. Tentativo d'attacco di Nagy di Murata. Muro vincente quindi della Rotoblas. Alexandra Nagy stata buttata 8-3. Camilla Ferrari pallonetto a campanile, ricevuto Crespi. Tentativo d'attacco di Gotti che non è andato a buon fine. Prova Giugovac da Giugovac.
9-3 Rotgrat. Camilla Ferrari, buono il servizio. Riceve Crespi, alta Casarotti. Tentativo di Murato Casotti. Crespi, free ball. Subito Laura Bortoli, 10-3. Camilla Ferrari, ancora nel servizio. Battuto. Out di pochissimo. 4-10. Servizio battuto da Crespi. Bortoli alza, attaccato credo Petruccielli, se ho visto bene. Free ball di Bordignon. Bortoli al centro, attacca Ferrari, disinnesca l'attacco Gotti, se non ho visto, no scusate, era Casarotti. Jugovac, free ball. Forse era una leggera portata, però non di questo avvitolarlo. Comunque l'Inta mette giù il pallone. 11-4. Della Canonica alta, pallonetto, palla in campo. Palla in campo di Bordignon, se ho visto bene. Pallonetto a fil di linea, scusate. Attenzione. Oh, 2 volte. Romano attacca Jugovac, però il nastro gli respinge l'attacco. Bordignon ad attaccare. Man out. Del servizio 12-6. Attenzione della Canonica in free ball. Ferrari, Bortoli attacca Jugovac col money out che non c'è. Bel money out, quindi 7-12. Servizio di Gotti, riceve Ferrari, Bortoli, attacca Carlotta Murata però. Ottavo punto di 13 auto cambiate. Taragotti, ancora lei al servizio. Vediamo, battuto. Ferrari, forse lunga, c'è la free ball concessa a Cabbiate. Bordignon in pallonetto, ha difeso Bortoli. Jugovac prova. Gotti, attacco di Taragotti vincente, 9-12. Si rifà sotto Cabbiate adesso. Ancora Gotti, battuto. Petrucciello, scusate, Jugovac in free ball della Canonica. Subito dall'altra parte Monaco. Provato Petrucciello subito della Canonica.
Oh, attenzione! Free che confusione in questo momento. Pallonetto tentato dal Bizzotto, difeso Ferrari. Petruzziello sarà out. Attenzione, alza Cazzarotti. Monaco. Jugovac. Ribolla, un'altra opportunità per il Volano. Tentativo di Romano. C'è l'invasione. Schiata. 13-9. Bella azione questa da parte di entrambe le formazioni. Un inizio un po' ballerino, diciamo così. Pronto il servizio della Rotba. Attacca Bordignon. Attacco evincente di Bordignon. 10° punto per il Cabiate nel corso di questa prima frazione di gioco. Bordignon ha ricevuto Monaco. Bortoli, Carli, attacco è in campo. Infatti questo era out netto, questo bisogna essere obiettivi e sportivi. Era nettamente out. Quando ho visto che ha indirizzato pensavo che ci fosse stato un tocco. Attacco vincente di Fiorella Bizzotto, 11-14. Conta proprio Bizzotto, l'autrice dell'ultimo punto. Servizio battuto, riceve Jugovac. Bortoli alza nella zona di Ferrari che attacca, passa in mezzo al muro, non riescono ad acchiapparla. Bortoli, Petruzziello, lotta Petruzziello, 15-11. Carlotta Petruzziello al servizio. Battuto. Out il servizio per Carli. 12-15. Pronta Martina Cazzarotti. Battuto. Riceve Ferrari. Bortoli. Zona Ferrari, attacca. Mani, out di Carmina Ferrari. 16-12. Camilla Ferrari, l'autrice dell'ultimo punto, al servizio. Battuto su Crespi. Attacca Crespi. Una bomba di Crespi, imprendibile per la metacampo biancorosso. 13-16. L'oddio del net, il servizio Deval. Passa l'attacco, però è molto smorzato dalla rete. Tentativo di Gotti che quasi con il muro sembrava farcela. E arriva Jugovac che riesce a sfruttare il muro per chiudere l'attacco. 17-13. Jessica De Val al servizio. Pronta la nostra Jessica, la nostra capitana. Servito su Crespi, alza Cazzarotti. Tentativo d'attacco di Bordignon che è out. Ancora De Val al servizio. Out il servizio di De
Servizio di Alexandra Naghi. Al servizio, battuto. Giugovaz riceve. Bortoli. Romano un po' prende in controtempo. Facile da difendere i Crespi. Poi tentativo vincente di Gotti. 15-18 adesso. Battuto il servizio, Ferrari riceve. Bortoli. Zona di Giugovaz. Palla out. Palla out. 16-18. Pronta al servizio ancora Naghi, però a spegnere del suo servizio. 19-16. Laura Bortoli al servizio. Battuto. Riceve della Canonica. Alzato Crespi. E tacco vincente di Bordignon. 17-19. Saragotti al servizio. Battuto. Riceve Ferrari. Bortoli. Alza. Zona Giugovaz. Mani out di Linda Giugovaz. E attenzione. Sembrava si fosse fatta male Bordignon, ma Linda Giugovaz al servizio. 20-17. Scusate, mi sono preso un leggero spavento perché mi ha fatto sorridere per almeno 2-3 secondi, poi dopo è tornata in camminare normale. Ricevuto Crespi il servizio. Attacco quasi murato di Bizzotto. Bordignon murata! Sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, 21-17 il punteggio nel corso di questo primo set. Linda Giugovaz al servizio. Battuto. Ricevuto della Canonica. Catarotti alta per Gotti che le concede una free ball. Centro Romano. Giuditta Romano. 22-17. Out di Giugovaz. 18 Catarotti di 3-18 Camilla Ferrari. Pronta Giuditta Romano. Della Canonica riceve subito Bizzotto, però c'è la difesa di Linda. Va a attaccare il nastro gli smorza l'attacco ed è preda di della Canonica. Ferrari vincente!
battuto Romano della Canonica. Catarotti, attacco che è out. Andiamo con gli sponsor e torniamo per l'inizio del secondo set. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Milano. 25-18 il primo set si è concluso a favore delle biancorosse, che adesso conducono la partita per 1-0. La quarta giornata del campionato di Serie B1 Girone A. Rotoplas Milano Volley versus Clerici Auto Capiate, provincia di Como. Allora, i punti di squadra, cominciando da quelli della Rotoplas, che è la squadra di casa. De Val 2 punti, 5 Giugovas, 3 Romano, 3 Petrusiello, 2 Bortoli, 4 Ferrari. E il servizio 19 punti di squadra, 6 su errori di Capiate. Carli Petrusiello, il primo punto del secondo set, 1-0. 2 punti, allora Clerici Auto Capiate, 2 punti Gotti, 4 Bordignon, 1 Naghi, 2 Cadarotti, 1 Crespi, 1 Bizzotto, 11 punti di squadra e 7 su errori della Rotoplas. Servizio di Giugovas, della Canonica. Subito Cadarotti dall'altra parte, però ha difeso Monaco. Tentativo di Ferrari che viene neutralizzato da Bordignon. Ma Crespi deve concedere una free ball che Romano sfrutta!
2-0 Rotoplas. Ancora Djugovac, battuto. Il Canonica arriva Leit. 3-0 Rotoplas. Quindi un ottimo inizio ancora della Rotoplas. Guarda su 3-0. Linda Djugovac al servizio, ancora lei, autrice dell'ultimo ace. Battuto, riceve Crespi che attacca, mani out, primo punto anche per Cabiate. 3-1. Battuto, Monaco, Ferrari, Villa Ferrari, 4-1 Rotoplas. Giuditta Romano. Servizio di Giuditta. Servizio con Bordignon. Casarotti. Attacca Crespi. Troppo difficile arrivarci. Giulia Crespi. Martina Casarotti ora al servizio. Servizio battuto. Bortoli. Carli tocca l'asta. Chiedo scusa, ho visto proprio malissimo. Mi è sembrato che avesse toccato l'asta, ma mi hanno tutti detto che ha toccato il nastro e basta. Quindi mia responsabilità. Palla e out. Cinque a 3. Allora, intanto battuto. Out. 6 a 3. Allora, intanto abbiamo già due risultati ufficiali. Villa Cortese ha vinto 3-0 contro il Summit Volley Academy. 19, 14 e 7. Tentativo di Gotti, respinto dal muro e poi e poi Jessica De Valli. Tenta 3 il punteggio. L'altro risultato invece ufficiale è Club Italia ha battuto 3-0 in trasferta il Volley Academy Valtellina e Valchiavenna, che saranno le prossime avversarie della Rotoplas. Sabato 9 novembre 19:30 scusate, all'Arena Biancorossa. Punto vincente di Santanaghi. Quando viene richiamato capitano di Cabiate. Ferrari ha ricevuto Bartoli dei Val. 18 Casarotti, forse un po' lunga. Bordignon Murata. 18 Casarotti. Tentativo di Crespi. Il nastro rimanda. Casarotti rimanda il colpo di. Scusate. Rimbalza sul nastro e ritorna al mittente. 8 a 4. 8 a 4 quindi. Ovviamente anche se il net l'avete tenuta giocabile, era già, non l'aveva toccata nessuno dalla metacampo biancorossa e quindi sarebbe stato punto ugualmente con il quarto tocco. Tacco out di Saragotti.
Punto numero 9 della Rotoblast nel corso del secondo set. Pronta Jessica al servizio. Battuto. Out il servizio di Deval. Battutata out da Aletta della Cronica e ha fatto bene. 5-9. Servizio battuto. Battuto l'attacco di Giuditta Bordignon. Difende Romano. E Monaco, scusate. E Camilla Ferrari 10-5. Invece l'altro campo che sicuramente abbiamo risultato ufficioso è il match tra Santena e Palau, vinto in trasferta Palau 3-1 sul campo di Santena. Attacco vincente di Bordignon. Ho provato a tenere un po' d'occhio qui il live score, però è ancora un programma embrionale, quindi ancora qualche risultato ancora non viene caricato ufficialmente. Ad esempio anche quello nostro della Rotoblast è ancora con i punteggi fermi. Comunque vi informiamo, come potete vedere anche dall'inquadratura in alto a destra, che siamo sul 10-6 nel corso del secondo set. 1-0 Monaco. Dieci a 7 quindi. Romano, difende Gotti, alza Casarotti, però Crespi concede una free ball. Bortoli, Monaco, attacca Giugovac. Linda Giugovac. Battuto. 1-8. Ilaria Bizzotto al servizio. Servizio è out di Fiorella Bizzotto. 12-8. Servizio affidato a Giuditta Romano. Battuto. Gotti prima il punto del 9-12. Battuto. Deval Murata. Attenzione. Romano. Era Monaco in realtà, scusate. Poi Ferrari chiude 13-9. Servizio battuto da Carli. Alza Casarotti. Attenzione. Saltata la Murata di Deval che non è bastata. Gotti. Palla era in campo. Ci ha messo una pesta comunque Monaco. Bortolì. Ferrari con mani out. Mani out. Time out sponsor.
in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. 14-9 il punteggio nel corso del secondo set, che la Rotoblast sta conducendo e ovviamente sta anche vincendo intanto al momento per 1-0 dopo un set completo di gioco. Casarotti, tentativo d'attacco vincente. Giulia Crispi. Bortoli e Val, Murata, Bortoli, Monaco, zona Ferrari, ancora una volta Murata, doppia Murata, questo gioco, De Val, attenzione, Bortoli, Giugova, net, Giugova, tocca però il tetto, 11-14, brava comunque Giugovac. Forte lunga, infatti il gol per il Cabbiate. Bordignon che sfrutta bene col money out. 14. C'è un cambio. Ludovica Martinez-Volsky per Jessica De Val. Attenzione. Riball, Carli, Bortoli, Ludovica Martinez-Volsky che ha provato con il suo primo pallone giocabile. Camilla Ferrari, forse ci ha provato Gotti col piede. Allora va fisioterapista Gilberto Vignola, gli sta mettendo il ghiaccio spray, anche quello di ghiaccio istantaneo, quindi potrebbe trattarsi di qualcosa di un po' più serio, di un leggero cambio tattico. De Val, quindi auguriamoci che non sia nulla di grave. Intanto Ferrari e il vincente. Camilla Ferrari, autrice dell'ultimo hit al servizio. Battuto. Gotta riceve bene Crespi. Gotti attacca, murata da Martinez-Volsky. Ancora Gotti. Stavolta è Ferrari a metterci una peta, però c'è ancora una free ball. Casarotti. Bordignon, difende Monaco. Bortoli. Camilla Ferrari, 17° punto per la Rotoblast. Ferrari ricevuto Crespi, attenzione Monaco. Giugova, troppo lunga la palla, non ci può arrivare. Alessandra Naghi, battuto, riceve Monaco. Bortoli, Giugovac, attacco è out. Dobbiamo stare attenti, non... Pronto ancora il servizio Cabbiate. Battuto, riceve Ferrari.
Prova Martinez Boschi, scusate. Djugovac, Murata, Monaco. Miracolo di e poi Djugovac. Martinez Volskis ha battuto su Bizzotto. Gotti non ci può arrivare Martinez Volskis. Battuto, riceve Ferrari, Bortoli, zona Carli, Trusiello. Bordignon, difeso Ferrari, Bortoli, zona Djugovac. A 15. Ancora Bortoli. Parlamento Bizzotto. Cadarotti, tentativo di Bizzotto. Djugovac, zona Ferrari che prova a attaccare ma c'è la difesa di Gotti. Crespi in free ball e out. 21-15. Time out sponsor. Nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Siamo sul 21-15 nel corso del secondo set a favore delle ragazze di Fabio Crispi e di Fabio Tiscis. La Bortoli, battuto, ricevute della Canonica. Bordignon, free ball, giù di Romano. Zona Carli, Bordignon l'ha presa e c'è un'opportunità con Gotti che però la sparano sul nastro e rispedito al mittente. 22-15. Pronta Bortoli, il servizio. Battuto. Palla è out. 22-16. Battuto in rete il servizio di Bordignon. 23-16 Rotoblatt. Pronta Djugovac al servizio. Della Canonica. Subito dall'altra parte Cadarotti. 23-17. Servito battuto. Ricevuto Monaco. Bortoli, zona Carli che tocca l'asta con le mani, quindi il punto è della Rotoblatt. Attacco di Carli, mani del muro, palla sull'asta e out. 24-17, palla 7 per la Rotoblatt.
Giudita Romano, battuto. Riceve Crespi. Attacca subito ed è vincente Alexander Nagy. 24-18, scusate. Andiamo Casarotte, servito sul Ferrari. Subito Martinez Volski della Canonica. Gotti free ball. Carli, Bortoli. Ferrari! Caravilla Ferrari! Secondo set, 18. Allora, adesso ritorniamo per il terzo set. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano, doppio 25-18 a favore della Rotoblas, primo set e secondo, 2-0 totale. Punti di squadra alla fine di questo secondo set, 3 punti De Val che probabilmente non giocherà più questa partita, 9 Giugovaz, 4 Romano, 7 Petruzziello, 2 Bortoli, 12 Ferrari, 37 punti di squadra, 13 errori di Cabbiate. Clerici Auto Cabbiate, 5 punti Gotti, 6 Bordignon, 3 Naghi, 3 anche per Casarotti, 6 per Crespi e 1 Bisdotto, 24 punti di squadra e 12 su errore della Rotoblas. La palla è in campo. Primo punto per Cabbiate.
Bortoli. Ferrari passa l'attacco e va a toccare il muro. Va a toccare il tetto, scusate. Uno pari contro il terzo set. Ha ricevuto Djugovac il servizio, Ferrari attacca ed è il secondo punto. Doppio punto di Ferrari, parità, 2 pari. Servizio di Petruccello, ricevuto della Canonica. C'è la free ball concessa da Bordignon. Bortoli. Martinez Volskis. Ha provato. C'è il muro tentato da Bortoli. Della Canonica nella zona di Gotti. Ha ricevuto Djugovac. Ha difeso Djugovac, scusate. Carli prova. Difende Casarotti. Tentativo di Gotti impallonito, ha difeso Bortoli. Monaco nella zona di Ferrari. Ha difeso Crespi. Tentativo di Bordignon. Bortoli! Tre a 2. Lalla Bortoli. Vediamo un attimo il segnapunti, colloquio con il secondo arbitro. Si può riprendere allora. 3 a 2 il punteggio. Siamo nel terzo set, conduce la Rotoplas per 2 a 0 nei parziali set e anche nel quoziente set del terzo. Pallonetto di Bizzotto vince. 3 pari. Servizio di Gotti, ha ricevuto Ferrari anche quello di del netto. Martinez Boschi simulata da Bordignon. Tra 3 Cabiate. Servizio out, no, ace. Palla in campo. Qua ho qualche dubbio, forse l'atta, forse out, ma l'arbitro ha chiamato la palla in campo. Però non ci sono stati cenni di protesta dalla nostra metà campo, quindi deduco che probabilmente l'arbitro ha ragione. Ferrari, che bomba di innescato Bordignon che prova ad attaccare, ma la palla si spegne in rete. 4 a 5 Rotoplas. No, infatti ha fatto anche il segno. 4 a 5. Servizio di Ferrari, ha ricevuto della Canonica. Casarotti. Bordignon in free ball. Martinez Volskis. Bortoli. Carliotta Petruccello. 5 pari.
Carlotta Petruzziello al servizio. Mila Ferrari ora al servizio. Ha ricevuto Crespi, ma è una free ball concessa alla Rottoblast. Ferrari si è dovuta fermare. Della Canonica. Bordignon. La palla. C'è il tocco. Il tocco. C'è il tocco. Della 5 per i Cabiate. Martignon Bordignon al servizio. Battuto Bordignon, ha ricevuto Monaco con difficoltà la sua ricezione. Jugovac. Sei pari. Servito battuto su Della Canonica. Casarotti, tentativo di Gotti, out. Aspetta 6. Gesto distinto di Martina Casarotti. È già il secondo che fa nell'arco di 2 azioni di gioco. Battuto. Attenzione. E arriva l'ace. 8-6. Ludovica Martinez Volski, l'ace è suo. Quindi 8-6 il punteggio. Battuto ancora da Martinez Volski, scusate. Della Canonica, alza per Crespi, salva Jugovas in difesa. Martinez Volski alza per Jugovas, che ha provato l'attacco ma Della Canonica ha difeso. E poi c'è un attacco vincente di Giulia Crespi. 7-8 con il punteggio. Fiorella Bizzotto al servizio. Battuto. Ricevuto. Ferrari un po' in difficoltà la sua ricezione. Jugovas attacca, difende Bordignon. Tentativo di... Oh, là. Attenzione. Bordignon, Crespi. Oh! Dall'altra parte subito di ball, Monaco. Jugovac. Linda Jugovac, 9-7. Lalla Bortoli al servizio. Ricevuto Della Canonica. Attacco vincente. No, è out. 17 Rottoblast che si porta avanti di 3 punti. Attacco out di Giulia Crespi. Servizio Lalla Bortoli. Battuto. Ha ricevuto Della Canonica. Attacca subito Naghi, però viene difeso il suo attacco. Carli, palla in campo di pelo così. Muro vincente. Di Cabiate. 10-8. Martina Casarotti al servizio. Battuto. Ricevuto Ferrari. Bortoli. La palla si impegna in rete di Romano. Un po' complicata questa palla. 9-10. Accorcia il distacco la Clerici Auto Cabiate. Attacco e out. Parità allora adesso, siamo su 10 pari. Tanto facciamo un check veloce sugli altri campi. Sul campo di Legnano, scusate.
La Focco, il volley e la Trentino Energia Argentario sono sull'1 pari, 21-25 il primo, 25-18 il secondo. Al momento conduce il terzo set Legnano per 8-4. Sul campo della Libellula Arena di Bra, la Libellula sta perdendo per 19-25 il primo e sta conducendo il secondo per 7-4. Al momento 1-0 a favore della Sim Immobiliare Novara. Inizia al momento sono le partite in corso. Crespi Murata. Mani out di Crespi che vale l'11 pari. Allora, servizio di Crespi, battuto su Ferrari. Bortoli, zona Ferrari. Attacco out di Ferrari. Vantaggio Gabbiata adesso. Nel corso del terzo set, 12-11 punteggio. Allora, ancora Crespi. Out il servizio di Crespi. Di nuovo la parità all'Arena Biancorossa nel corso del terzo set. Giudita Romano al servizio per le biancorossi di Fabio Tisci. Battuto in rete il servizio 13-12. Nuovo vantaggio per la formazione allenata da Gilles Reali. 13-12 nel corso della terza frazione di gioco. Battuto, ricevuto Monaco per Monaco. Palla in campo. 13 pari. Protesta laterale di Casarotti, ma qua la palla era nettamente in campo. Si è preso un bel rischio Ferrari, però la palla ha toccato abbastanza nettamente il nastro. Carli farà out il servizio. 14-13. Zaragotta il servizio. Battuto. Riceve Monaco. Alza per Bortoli. Carlotta Petruzzello. 14 pari adesso. Camilla Ferrari al servizio. Attacca Bordignon. Non riesce la difesa Monaco. 15-14. Punto di Martina Bordignon per le blu nevi di Capiate. Servito battuto. Riceve Ferrari. Bortoli. Bagger per Giugovas. Difende Bordignon. Casarotti. Pallonetto di Crespi. E Carli ha difficoltà. Ma attacca Giugovas. Ha difeso Crespi. Ancora Crespi. Pallonetto. Monaco. Bortoli al centro Ferrari. Consiglio del net. Ma c'è il punto. Camilla Ferrari. Battuto il servizio di Martinez Boschi su Crespi che prova ad attaccare. Palla è in campo. 16° punto per Capiate. Allora al servizio Fiorella Bizzotto per le ragazze allenate da Gilles Reali a sfiorare il tetto. Giugovas
Prova ad attaccare Djugovac, c'è il punto di Ninka Djugovac. Servizio di Casarotti. Attacca Djugovac. Che sarebbe stata comunque l'invasione, però il punto comunque è arrivato ugualmente. 17 pari, quindi questo set è molto più equilibrato sicuramente dei due precedenti giocati. Da Djugovac, della Canonica. Crespi, portata fischiata, portata a Giuditta Romano. Attenzione Monaco, in difficoltà. Djugovac però rimedia e concede una free ball che sfrutta Saragotti. 19-17. Due punti di vantaggio per la formazione di Hills Reali. Time out sponsor. In diretta dall'arena biancorossa di Volano. 19-17 a favore di Cabbiate, che ovviamente non ha altra scelta che provare a rimontare lo svantaggio, perché sa che se perde questo set Cabbiate tornerà a casa a mani vuote. Rotobas deve far di tutto invece per chiudere la partita, per mantenere l'invincibilità. Monaco in free ball. Crespi. La disattenzione. Carlotta Petruziello. 18-19. Vita Romano riceve della Canonica. La zona è di Bordignon e non si fa pregare. C'è un cambio. Esce Alexandra Naghi ed entra numero 11. No, scusate, numero 4. Alessandra Carpani. Non so cosa ho letto, chiedo scusa. Che neanche c'è il numero 11 in lista. Alessandra Carpani. Allora 18-20. Tutto out. 19-20. Carlotta Petruziello al servizio. Servizio battuto. Il ball. Martinez Boschi. Ferrari. Bordignon passa, ma c'è Monaco che salva. Camilla Ferrari. 20 pari. Camilla Ferrari. Time out sponsor.
diretta dall'arena biancorossa di Volano. Parità nel corso del terzo set, 20 pari. Carlotta Petruzziello al servizio, battuto su Crespi. Attenzione, c'è un tentativo di Murata che... Opla! Bortoli. Ferrari, Crespi. Bordignon, Carli. Toli. Ferrari! Emilia Ferrari. A 20. Ancora Carlotta al servizio. Battuto. Ricevuto Crespi. La zona di Gotti. Out. Out. 22 a 20. Out. Bonto. Nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. 22 a 20 il punteggio a favore della Rotoblat nel corso del terzo set. Attenzione, Gotti non riesce a prendere la Petruzziello. 21 a 22. Gotti, forse lunga, infatti c'è la free ball, ma c'è Ferrari, Vicente da fare, niente da fare per Bizzotto. Tra 21 Ferrari e il 24-21. E adesso c'è il match ball. 24-21, scusate. Ferrari della Canonica. Gotti! E l'intera posta in palla è nostra. E allora dicevo 3-0 Rotoblat che 25-18, 25-18, 25-21 e l'abbiamo portata a casa, quarta vittoria di fila e restiamo in testa alla classifica da solo ancora per una giornata e questo è veramente bello. Allora chiudiamo qui la nostra diretta, grazie a Alan Berlove, il nostro responsabile streaming, la nostra regista Silvia Briani. Grazie Andrea Zeni, il nostro mago delle statistiche. Domani il recap con il suo recap. Da parte di Lorenzo Minacapelli è davvero tutto. L'appuntamento è sabato prossimo alle 19:30 all'Arena Biancorossa contro il Volley Academy Valchiavenna e Valtellina. A tutti voi l'augurio di una serena notte.
poi l'estrazione dell'indirizzo della Lombardia. Di questa qui la serata è stata molto lunga alla Rena, Giacomo Rossa.